Okroglo. Nessuna imprecazione in stile New Age, ma il nome della località slovena da dove partirà il nuovo elettrodotto da 380 kV progettato da Terna, che dovrebbe arrivare a Udine Ovest passando dalle valli del Natisone. Un altro ecomostro si sta materializzando. Sono ancora aperti i fronti su 2 eletrodotti in programma, Re di Puglia Udine Ovest e Wurmlacht Somplago, che apriti sesamo. L'elettrodotto aereo, destinato ad attraversare Cividale e le valli del Natisone, presenta nel progetto piloni con un'altezza non inferiore agli 80 metri e l'energia dispersa dai fili viene quantificata, secondo le stime, in circa il 7% di quella trasportata. Non male, viene da dire. Pare che tale necessità sia nata dal fatto che l'attuale collegamento tra la centrale di Re di Puglia e quella di Divača in Slovenia pone in essere evidenti limitazioni alla sua reale portata. Forte domanda con poca risposta. Dunque la costruzione del nuovo elettrodotto dà quella spinta oggi mancante. Intanto il polverone ha già innescato le prime forti polemiche trasversali a livello politico. Per ora ci fermiamo qui, visto che tra poco ci sarà il silenzio imposto dal voto politico di domenica e lunedì. Una cosa è certa, la trilogia elettrica in questione ricorda nei dettagli le trame scritte da Sergio Leone. C'è da capire chi giù la testa per un pugno di euro. Il duello è appena iniziato, il bello arriva ora.